pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Buon pomeriggio. Grazie per essere qui, soprattutto come dire, sul pezzo in un momento particolarmente difficile, non solo per Catania ma per tutta la Sicilia orientale. E allora cominciamo subito, sindaco. Il lungomare di Catania, oggi c'è paura, devastazione, macerie, voragini che continuano a allargarsi per le onde che non si arrestano, più gli allagamenti a Baccarizzo nella zona industriale. Prima di parlare di finanziamenti, di danni, di entità dei danni, le vorrei chiedere, se è possibile, mi permetta un aggiornamento eventuale. Sì, noi stiamo prendendo contezza di tutto quel che ti sta lasciando dietro questo uragano, dalle dimensioni inedite, almeno a memoria di vivente, nessuno ricorda una condizione del mare così impetuosa negli ultimi 70 anni. Oggi abbiamo dovuto fare i conti con una realtà che era ben più deteriore rispetto a quella che avevamo registrato ieri sera intorno alle 20, 20 e 30, perché questo crollo, questi problemi li sono registrati intorno alle 23 e qui per esempio questa parte non l'avevo ancora visto, questo accanto all'area giochi. Dobbiamo essere anche bravi e comprendere che questo giunge in un momento, se vogliamo, propizio, perché noi stavamo per cominciare i lavori di riqualificazione del lungomare. Ah, ecco, appunto. Sì, ma dovevano cominciare oggi. Esatto, dovevano cominciare oggi, però dobbiamo a questo punto pensare se rivedere in parte il progetto, perché soprattutto quell'area in cui è crollato il marciapiede del lungomare obiettivamente non pensavamo mai potesse essere soggetta a un rischio crolli, quindi quel processo di rinaturalizzazione progressiva forse deve avere maggiore spazio nella nostra progettazione e dobbiamo rivedere qualcosa, ma a fronte di questo comunque ci sono danni ingenti, danni importanti, ma dobbiamo pensare immediatamente a reagire, a ripartire, perché è quello che tutti si chiedono, è quello che tutti desiderano. Scampato il pericolo, grazie anche non lo smetterò mai di dire, al gran senso di disciplina dei cittadini catanesi che sono rimasti a casa, che hanno ascoltato le nostre esortazioni, che hanno adempiuto alle limitazioni che noi avevamo prescritto nelle nostre ordinanze, non abbiamo registrato i danni alla vita umana, che è la cosa più importante. Per fortuna non c'è nessun ferito. A tutti questi danni reagiremo, perché non potranno mai demoralizzarci detriti o marciapiedi caduti o devastazioni. In questo momento abbiamo delle priorità che sono anche le abitazioni dei cittadini colpiti da forti criticità. E per queste cosa farete? Intanto abbiamo noi, tutti quelli evacuati o trovano riparo da amici e parenti, eventualmente offriamo noi disponibilità, cosa avevamo già fatto con un'iniziativa molto apprezzata da tutti per i meno fortunati, per i senza fissa dimora, ricoverati alle ciminiere in i nostri centri, con i loro animali al seguito. Abbiamo addirittura previsto la presenza, oltre del medico, anche la possibilità di avere un veterinario reperibile. Insomma, abbiamo cercato di dare una risposta a 360 gradi e mi si consenta, direttore, ma io veramente desidero ringraziare tutti cittadini, ma da parte del Comune i colleghi di giunta, i direttori, tutti i nostri collaboratori, gli operai della manutenzione, la nostra polizia locale che è stata straordinaria a riuscire sempre con un sorriso a dare una parola di conforto a chi ne aveva bisogno, i nostri volontari della protezione civile, la direttrice Riguccio che è stata praticamente 3 giorni sveglia, si può dire, a controllare tutto quel che accadeva. Questa è la parte migliore della città. C'è stato un ottimo lavoro di prevenzione e di squadra, assolutamente, perché vede, ogni scelta è chiaro che comporta sempre la ponderazione di esigenze contrastanti. Se tu chiudi le scuole, garantisci l'incolumità ai ragazzi, ma nello stesso tempo crea un problema alle famiglie, al mantenimento del percorso didattico, e allora nel cercare di comprendere quali fossero le migliori soluzioni ci siamo interrogati e credo che abbiamo indovinato, anche disponendo per la prima volta la chiusura degli esercizi commerciali. L'abbiamo fatto a ragion veduta, sapendo che alla fine i rischi erano molto maggiori rispetto ai rischi, cioè di incolumità, erano di gran lunga più
importanti da tutelare rispetto alla libera iniziativa economica, e le stesse associazioni ci hanno ringraziato per questo. Le chiedo un aggiornamento, se vuole, su Baccarizzo, la zona industriale da quella parte lì. Per quanto riguarda la zona industriale, in particolare il villaggio, i villaggi in quelle zone, alcuni sono purtroppo in questo momento prive di energia elettrica perché hanno dovuto disattivare in quanto molti contatori presentano danni, ma non è possibile verificare. L'Enel ci ha fatto sapere stamattina nel vertice in prefettura che non potrà recarsi a verificare la funzionalità di ogni singolo contatore fin quando non verrà liberato dalle acque del mare, e i vigili del fuoco non possono utilizzare le trovole perché non hanno dove scaricare, perché in questo momento è assolutamente pieno d'acqua. Quindi significa che bisognerà purtroppo... Ci vorrà qualche giorno, ci vorrà qualche giorno, ma che non dipende da noi, dipende appunto da questo mare che è in attuazione, ma che comunque ancora ha una forza tale che non ci permette di liberarci dall'acqua. Lo stiamo vedendo con le immagini. Le chiedo anche qualcosa sulla ferrovia Catania-Messina, di cui abbiamo parlato. Non presenta criticità sul territorio catanese, ho visto che ci sono problemi importanti nel territorio messinese. Quindi da Taormina in su, in prossimità di Scalette in particolare è crollata una parte del sedime sottostante. E speriamo che possa essere ripristinata al più presto, perché altrimenti è naturale. Non c'è quasi possibilità di muoversi. Le chiedo ancora un paio di curiosità che però sono importanti. Una è: c'è ancora qualcuno che cerca di mettersi in pericolo magari per farsi il selfie? L'abbiamo visto purtroppo una ragazza sugli scogli ieri. Nel pomeriggio di ieri ancora uno con la macchina, non a Catania, mi sembra nelle zone un po' più sud, che si è messo con la macchina e si è fatto coprire dall'onda in modo da poter mettere su TikTok questa bella immagine. Questo l'ha fatto anche qualche sindaco, quindi non tocchiamo questo tasto, quindi senso di responsabilità dovrebbe prevalere, dovremmo essere noi i primi a dare il buon esempio. Ma ieri, mentre eravamo ieri sera in prefettura, è arrivata la notizia di uno con una barca in acqua che è caduto dalla barca, miracolosamente è riuscito a tornare su, però chiaramente l'hanno recuperato. Qui a Catania? Sì, al largo di Ognina. Appena usciti fuori dal porto di Ognina l'hanno recuperato e l'hanno denunciato per procura d'allarme. Certamente. Torniamo all'attualità più stretta. Innanzitutto, adesso cambia il progetto di abbattimento? No, quello lì sul borgo di Ognina non cambia. Siccome però l'oggetto dell'intervento sarà tutto il lungomare, dobbiamo pensare se riconfigurarlo in modo diverso. A questo punto era già previsto che fosse una ZTL, ma limitare ulteriormente il sedime, tanto stradale quanto pedonale, eventualmente restituire agli scogli quanto più possibile. Oggi mi sono recato in questa parte che è crollata e quel che è emerso è che sotto vi è un muro che probabilmente parla di qualcosa che era stato realizzato nel passato. Ecco perché adesso stiamo noi chiedendo la collaborazione dei geologi per verificare le condizioni, appunto. Ma allora è inevitabile che le chieda questo, Sindaco, con tutto il rispetto per chi sta soffrendo, chi ha tutte le difficoltà che stiamo vedendo in diretta e anche in differita. Ma questo non è anche un ammonimento a non costruire case, strade, quant'altro troppo a ridosso? Chiaramente oramai è cambiata la musica, se mi si consente l'espressione. Questo accadeva una volta, oramai i limiti sono molto ma molto più stretti, anche perché chi realizza delle verande o dei locali a ridosso del mare è chiaro che poi si assume le responsabilità delle conseguenze, quindi oramai non succede più, non può succedere più. In passato purtroppo sono stati compiuti alcuni scempi, adesso questo non accade, ma quando parliamo di una natura che si vuole riprendere i suoi spazi, parliamo anche di un territorio che è fragile per effetto di scelte del tutto devastanti compiute in un remoto passato. Noi, come diciamo sempre, abbiamo impermeabilizzato tutto il suolo pedemontano, facendo sì che tutta quell'acqua di fatto poi si riversi a Catania. Per fortuna non ha creato problemi l'acqua piovana, perché è stato fatto un grande lavoro di manutenzione e quindi comunque è defluita tranquillamente, però
Questo non significa che noi non dobbiamo stare sul chi va là ed essere estremamente rigidi e severi nell'applicazione della normativa. Cioè, gli errori del passato poi li pagano quelli che... Sì, però voi sapete che io non guardo mai gli errori del passato, non voglio che qualcuno possa pensare che per me costituiscono un alibi per dire rivolgetevi ad altri. Noi dobbiamo essere bravi a gestire il presente, individuando anche le soluzioni laddove esse siano possibili. Ecco, allora parliamo di... Io peraltro aggiungo semplicemente, domani era previsto, a volte poi gli eventi diventano provvidenziali quasi fatalmente. Io domani avevo in programma di andare a Roma e andrò a Roma per incontrare assieme agli altri sindaci metropolitani il vicepresidente Fitto, e l'occasione mi sarà gradita perché, approfittando anche di una sollecitazione che oggi ho visto è stata comunicata alla stampa dall'eurodeputato onorevole Razza, chiederò se noi possiamo utilizzare per queste attività i fondi della coesione proprio per cominciare a bruciare i tempi trovando le risorse con cui intervenire e che poi ci saranno restituite. Glielo chiedo schematicamente, poi certo. Mi rendo conto che oggi non è la priorità, ma riuscite a fare già un bilancio dell'entità dei danni e di come potrete provvedere? Abbiamo parlato di decine di milioni di euro. Decine di milioni di euro. Sono soldi che noi per somma urgenza possiamo spendere, ma dobbiamo averle. Nel caso in cui non l'abbiamo, quello che io desidero chiedere al vicepresidente Fitto è se possiamo utilizzare le leve dei fondi della coesione, che quindi ci vengono date dall'Europa, se le possiamo utilizzare anche per questi interventi. E lo stato di calamità naturale di cui lei ha parlato nel nostro TG? Alle 15 abbiamo giunta, proprio per dichiararlo con nostra delibera. Alle 15:30 abbiamo riunione con tutti i direttori per cominciare a programmare gli interventi da compiere, il chi fa cosa sostanzialmente. Calamità naturale vuol dire, mi scusi se mi permetto, vuol dire avere soldi? Avere soldi, sì, detto così poi sembra quasi che battiamo cassa, però certo è naturale, significa porre le condizioni per cui tutto quel che è successo poi venga refuso in termini finanziari. Chiarissimo. Facciamo una breve pausa, poi dopo lasceremo la parola a voi. Vi ricordo, tanto lo sapete ormai, 342, vedete sul lato destro dello schermo, 7455005 i vostri WhatsApp, la mail, forse eccola qua, è apparsa, Sicilia24 Focus, vedete che @telecolor.it. Poche battute ancora, rimanete con noi e poi il sindaco Trantino vi risponderà in diretta. Grazie, a dopo. Bentornati all'incontro con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi a ridosso da una giunta, quindi tra un po' deve scappare via. Devo subito chiederle, scuole, negozi, esercizi pubblici domani, che previsioni si fanno? No, per quanto riguarda i negozi e gli esercizi pubblici, che come dicevo prima abbiamo chiuso per la prima volta, non mi risulta che fosse mai capitato, già questa mattina hanno riaperto perché è stata una chiusura limitata alla giornata di ieri. Per quanto riguarda le scuole, io già ieri sera avevamo valutato se disporre per questa mattina la sospensione delle attività didattiche invece della chiusura, in modo da consentire ai dirigenti scolastici e personale di verificare la condizione all'interno dei singoli istituti. Invece l'allerta rossa ci ha costretto a dichiarare la chiusura, e quindi, essendo necessario questa verifica, probabilmente per la gioia dei ragazzi, ma con i problemi che creiamo, ma i familiari, i genitori lo possono capire che lo facciamo a ragion veduta, domani quasi sicuramente disporremo la sospensione delle attività didattiche in modo da controllare se ci sono danni all'interno delle strutture. Informazione molto importante. Cominciamo con i vostri WhatsApp, cui risponde il sindaco. Buonasera da Giuseppe, volevo dire al sindaco, non sarebbe il caso di fare dei frangiflutti come già esistono in quasi tutto il litorale adriatico, perché con il cambiamento climatico questi fenomeni potrebbero essere più frequenti in futuro. Vi ringrazio, saluti. I frangiflutti hanno un costo mostruoso. E certo, è naturale, sono delle casseformi di cemento armato che devono essere messi su tutto il litorale, ma soprattutto che deturpano anche da un punto di vista morfologico la nostra zona costiera, rispetto a un evento che si è verificato ieri, ma che era da più di 70 anni che non si verificava. Quindi in questo momento credo che non sia opportuno immaginare questo tipo di soluzione. È chiaro che laddove dovessero sorgere degli ulteriori problemi si può pensare, però non penso
potessero essere i frangiflutti ad arginare questa forza del mare che comunque no, perché nel Messinese in alcune zone più esposte ci sono i frangiflutti, ma il mare l'ha abbondantemente stravolcato, proprio superati. Andiamo avanti, ancora altri messaggi, se ci sono. WhatsApp, eccolo qua. Buongiorno, l'asse attrezzato lato corso Indipendenza, quando piove è impraticabile? Questa è una domanda che, come dire, prescinde ma riguarda sempre la pioggia. Sia in entrata che in uscita. È stato segnalato tante volte ma non si è provveduto. Stefano Rinaldi dice corso Indipendenza lato... Sì, credo che sia il messaggio che l'altra volta era stato erroneamente riferito all'asse dei servizi. L'asse attrezzato sì, ma non è che sia un problema che sia possibile risolvere in 448, perché là c'è un problema strutturale probabilmente delle due campate, dei due viadotti, quindi non ho in questo momento la risposta pronta, devo capire per quale motivo si verifica questo ristagno d'acqua e quindi capire quali possono essere le soluzioni. Comunque questo vuol dire che ve ne occuperete, insomma. Sì, ce ne occuperemo assolutamente, non in queste ore. No, ovviamente, ma se ne occuperanno. Va bene, andiamo avanti. Buongiorno, considerando la chiusura obbligata del lungomare, che non c'è, gran parte non c'è più, e il conseguente traffico... No, diciamo che gran parte non c'è più, la prego, per favore. No, una buona parte, dai, abbiamo visto, va bene. Il conseguente traffico deviato su via Barraco la invito a garantire un presidio costante di vigili. È una pista per molti di Formula 1, questo è un po'... Sì, il fatto della velocità su via Barraco, come è stato segnalato, io la percorro ogni giorno. È vero che c'è questa... Non ho mai assistito a fenomeni di particolare degenerazione, però se lo dicono evidentemente succede. Là è chiaro che bisognerà provvedere all'individuare una strategia alternativa di viabilità, perché appena libereremo una parte dei detriti noi riapriremo al traffico la carreggiata lato monte della parte interessata dal crollo del marciapiede, mentre chiuderemo quella lato mare, il che significa che quella carreggiata diventerà una sola corsia, perché chi deve andare verso Piazza Mancini Battaglia deve poter utilizzare l'altra corsia. In termini di impatto del traffico capiremo quale sarà poi la soluzione migliore, e quindi se spostare tutto il traffico lato monte su via Barraco oppure no, sono delle valutazioni che stiamo compiendo ma che chiaramente presuppongono poi il presidio della polizia locale. Grazie. Altri WhatsApp, prego la regia. Buon pomeriggio signor Sindaco, le faccio i complimenti per come è stata gestita l'emergenza. Vorrei sapere, non l'abbiamo scritto noi, vorrei sapere se state facendo i controlli sugli istituti scolastici, questa è la domanda che ho fatto un attimo fa. È stato lei a bruciarlo, direttore. Vabbè, ha già risposto il sindaco un minuto fa, sicuramente lei sarà stato in ascolto e quindi è molto probabile che anche domani non ci saranno le scuole. Per il signor sindaco, per quanto riguarda le strutture comunali adibite a competizioni sportive, non è opportuno chiedere alle federazioni di sospendere le attività per questa settimana per un controllo delle stesse? Grazie. Ma se sono strutture comunali siamo noi che dobbiamo provvedere alla verifica che stanno regolarmente compiendo, quindi è chiaro che se viene riscontrata un'inagibilità non si riaprirà, ma non mi risultano che vi siano criticità del genere. Stiamo guardando. Quindi anche questo sotto controllo. Andiamo avanti. Salve, quando iniziano i lavori della zona industriale? E ora qua siamo nei guai alla zona industriale. La zona è allagata, lo sarà sempre se non si farà qualcosa di concreto. Allora, l'unica cosa che posso dire a questo telespettatore che poi probabilmente lavora alla zona industriale, noi tra non molto cominceremo i lavori, ma non potranno mai essere risolutivi rispetto a quello che si è verificato in questi giorni, perché non dimentichiamoci che quello che si è verificato soprattutto all'8ª e alla 15ª strada non è stato un effetto della pessima condizione in cui si trova la zona industriale, ma è la combinazione di più elementi. Da un lato la zona industriale è una zona depressa sotto il livello del mare, dall'altro i torrenti Buttaceto, Gornalunga e altro non hanno avuto la possibilità di sversare il grosso quantitativo d'acqua, anche perché dall'altra parte il mare ricacciava dentro l'acqua. Ecco perché comunque nella migliore delle ipotesi un evento come quello di ieri comunque determinerà questi allagamenti, ma questo lo sappiamo, ma bisogna sapere fare i conti con più che mitigazione, con il contenimento di questi eventi, cercando che creino minori problemi possibili. Perfetto, andiamo avanti.
Buongiorno, volevo dire al sindaco che in via Santa Sofia, all'altezza del pronto soccorso, le macchine parcheggiate sulla sinistra salendo ingolfano il traffico e le ambulanze. E ci di nuovo. risiamo? Ci risiamo, sì, perché nel momento in cui noi portiamo l'attenzione su altro ci sono non più distratti, ma non voglio definire. Cerchiamo i termini esatto. meno offensivi. Diciamo. Esatto, i più insipienti, utilizziamo questo. I più insipienti che pensano di poter fare quello che vogliono. Hanno il parcheggio con 1200 posti auto a 500 metri interamente gratuito, però devono passeggiare lì perché si stancano a fare tutta quella strada. Quindi interverremo di nuovo con le ganasce ed è un inseguimento, il gatto e il topo. Vorrei che non fosse così, perché ieri la città ha dimostrato di saper essere città, di saper essere comunità, quindi talvolta qualcuno se lo dimentica. Ottimo, in via Cesare Beccaria siamo abbandonati dalle istituzioni, si accendono focolai per i carciofi arrosto, dopo ripetute chiamate non viene nessuno e se vengono il giorno dopo, mai la domenica mattina. Stiamo parlando di via Cesare Beccaria. Quello che ho detto poc'anzi, quel che dipende dal senso civico di ciascuno, non si può pensare che trovi sempre un'attività di repressione, perché se noi interveniamo, noi possiamo, se l'attività è svolta regolarmente, non so se là ci sia qualcuno che vende verdure, possiamo sequestrare il braciere, non possiamo fare più di questo, e quello magari poi il giorno dopo se lo ricompra. Non è difficile pensare che si possa chiudere l'attività per questo, però io se già riuscissimo a intervenire per evitare che questo accada, però diciamo che ne prende nota almeno. Ne prendo nota, certo, se poi magari i cittadini dicono una cosa che non dovrei dire, non lo so, evitassero di comprare i carciofi lì, quello non avrebbe più motivo di mettere il braciere. C'è una soluzione. No, perché poi ci sarebbe anche la soluzione più indolore. Vuole vendere carciofi, si realizza una cappa, un qualcosa per il contenimento dei fumi, alla fine tutti vivranno felici e contenti. Quindi secondo regole, diciamo. È naturale. Andiamo avanti. Signor Sindaco, buonasera. Cosa ne pensa di rimettere le navette per raggiungere la metropolitana? Grazie, buon pomeriggio. Non so però le navette da dove, non so a quale sito si riferisce, considerando che non è che noi possiamo, già ci sono dei sistemi di collegamento dei siti mover. Probabilmente vuol dire intensificare allora. Non lo so, però è chiaro che il nuovo piano viario se proverà a rendere ancora più interoperativi metropolitana e MTS. Prima di chiudere il programma rivolgiamo noi una domanda ancora al Sindaco. Complimenti perché Catania è nella decina, diciamo, finale per il titolo di capitale della cultura. Purtroppo non ci siamo potuti godere questa designazione che è avvenuta ieri perché avevamo cose più importanti. Davvero, e fra l'altro le immagini che stiamo vedendo sono bellissime e prescindono dal tempo, eccetera, però ce lo permettete perché anche noi vogliamo partecipare di questa come dire, soddisfazione. Ecco, però la domanda gliela devo fare, Sindaco, cosa occorre per vincere adesso? Allora, la premessa c'è a dire un dossier assolutamente competitivo. Ora noi siamo stati convocati il 27, il 28, il 26, il 27, non ricordo, febbraio, e verremmo auditi, dovremmo essere convincenti in quell'occasione. Quindi mi auguro di essere in forma e di saper essere persuasivo. Dov'è che avviene al Ministero della Cultura. Perché decide il Ministro? È una commissione nominata, credo, dal Ministro. E lei si porta un dossier? Abbiamo già questo dossier che è il frutto del lavoro compiuto con 100 associazioni, più di 40 proposte che sono pervenute da loro, noi le abbiamo raccolte in questo dossier, e quindi è un dossier da questo punto di vista assolutamente innovativo perché è la voce di tanti. C'è di un polo culturale che a Catania è estremamente vasto, che ha potuto interagire per dire la propria e per proporre cose sempre intelligenti. Bello, davvero, speriamo bene. Quindi quando ha detto l'appuntamento? Il lunedì e martedì, non so se è 26 e 27, 26 e 27, sì, febbraio, sì. Bene, allora seguiremo con grandissima attenzione, perché poi ci sarà da fare parecchio per... facciamo... Ah, certo, è naturale, è naturale. Ci sarà un gran lavoro da fare, ma siamo sicuri che sarà fatto al meglio. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. La programmazione continua su Telecolor. Grazie al Sindaco. Grazie a voi. È già in ritardo per la Giunta. Infatti scappo via. Buon pomeriggio. Grazie ancora.